Un risultato oltre le aspettative migliore della media del Veneto, dove il terzo polo ha raccolto l'8% delle preferenze. Sorride Azione a Padova con Carlo Pasqualetto, consigliere comunale della Giunta Giordani, con delega all'innovazione fresca di nomina, spiega così il suo quasi 13% alla Camera nel collegio uninominale che comprendeva la città. Noi abbiamo avuto questa grande soddisfazione nella nostra città, diciamo che Carlo Calenda ha raggiunto un risultato a livello nazionale molto buono, però a Padova abbiamo fatto un risultato quasi eccezionale. Sentivamo che stava montando entusiasmo qua nella città, l'abbiamo visto quando ci siamo ritrovati con Carlo Calenda in piazza Remitani, abbiamo trovato una piazza gremita, fare il 13% non ce lo aspettavamo, quindi siamo molto soddisfatti. Avanti adesso con il lavoro che continuerà in sinergia con Italia Viva, almeno a Padova. Abbiamo fatto un lavoro a quattro mani a tutti gli effetti e ci siamo ritrovati a parlare degli stessi temi e a incontrare lo stesso elettorato, quindi la sensazione locale è che questa cosa funziona. Poi evidentemente spazio ai leader che sapranno decidere il meglio. Adesso si riparte da un dialogo creato nei centri storici, ma difficile nei comuni della provincia. È evidente che bisogna lavorare e strutturarsi con gli amministratori locali per raccontare una storia diversa, cioè che il terzo polo può dare risposte anche alle province. Obiettivo: la strutturazione del partito, che inizierà dal dialogo avviato con i giovani. Siamo stati il partito a livello italiano che ha visto la maggior affezione da parte dei giovani. I giovani tipicamente non vanno a votare, quelli che vanno a votare hanno votato Carlo Calenda, Azione Italia Viva. Quindi credo che paghi dare uno spazio anche ai giovani amministratori, non solo riempirsi la bocca con gli slogan avanti i giovani, ma farlo realmente.